Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini, benvenuti su Sardinian Warrior, canale per scherma storica, rievocazione, fatti e avvenimenti di un lontano passato. Oggi vi parlerò di protezioni per la scherma storica, in particolare imbottiture per la testa. Stiamo parlando di quelle aggiunte realizzate negli ultimi tempi per le maschere da scherma, soprattutto per la scherma storica. Uno dei primi modelli che vi voglio mostrare è quello della Spes, molto semplice, che risulta praticamente alla parte superiore e quella posteriore. Perché la parte posteriore? Perché nella parte posteriore della maschera c'è la vostra nuca e nient'altro, quindi è essenziale che questa sia protetta, soprattutto perché nei tornei di recente non viene più accettata la partecipazione senza questo oggetto. Questo tipo di protezione, ad esempio, nel caso di questo della Spes, è utile notare che la prima sezione della corazzatura sia un pezzo rigido, ma che l'ultima parte è flessibile, quindi nei momenti in cui magari solleviamo la testa all'indietro, magari per schivare una punta, istintivamente riportiamo la testa all'indietro, è utile che ci sia questo tipo di movimento. I due pezzi sono tra loro movibili, quindi si può separare questo dal resto. La cosa interessante è che questo tipo di protezione è molto semplice da mettere, perché è composta da una fascia elastica che passa nella zona del mento, la parte superiore che viene posta dove rimane libera dalla visuale e poi la copertura posteriore. Come potete vedere, la nostra maschera, che fino a pochi secondi fa era una semplice maschera da scherma, ora si è trasformata in una maschera da scherma storica. Oltretutto risulta perfettamente facile da calzare. Come potete vedere, quando si porta la testa all'indietro, la maschera, la protezione si apre facilmente. Cosa che non mi piace questo tipo di protezione. Questo tipo di protezione anzitutto ha una debolezza. La debolezza è proprio l'elastico, questa banda elastica che cinge il mento della maschera. Perché? Perché se questa si slabra, perde di elasticità o si rompe, praticamente la copertura non può più restare in sede. Quindi siete obbligati a operare una modifica, portare probabilmente la copertura dalla vostra sarta e farvi aggiungere un altro elastico. Non è una modifica chissà quanto costosa, però è sempre un po' una seccatura. L'altra cosa che mi piace relativamente poco è il fatto che comunque ci sia una protezione abbastanza rigida sulla vostra nuca, il che rende i movimenti del capo abbastanza come dire, rigidi. L'altra cosa poco positiva è che avete soltanto la protezione della maschera sul collo. Altri modelli, come quello che vi voglio proporre dopo, sempre della Spes, rendono tutta questa parte meglio protetta. Oltretutto questa zona dove sono le clavicole risulta scoperta, il che non è certamente un altro punto a favore. La cosa positiva comunque è che questa protezione si può togliere facilmente, come vedete, e se ne può mettere un'altra. L'altro modello che vi voglio presentare è quello della Absolute Force, che è una marca americana. La cosa positiva di questa maschera, che comunque può essere considerata ugualmente una debolezza a seconda dei punti di vista, è il metodo di attacco, che è assolutamente identico. Come potete vedere, è in questo modello americano. È vero che la copertura superiore risulta sì più imbottita, però anche è vero che risulta orribilmente a funghetto. L'altra cosa interessante è che è presente una zip nella parte posteriore che permette di aprire la protezione, il che è un bene e un male.
Un bene se volete avere più mobilità, un male perché hanno inventato, hanno realizzato questo tipo di soluzione invece del modello diciamo quasi coda di gambero. Infatti aprendolo sì, è più facile muovere il capo all'indietro, però anche è vero che qua potrebbe arrivare un colpo. L'altra cosa interessante di questo modello è che la parte sui lati, quindi sui lati del collo praticamente, è protetta da una sorta di guanciera che personalmente non mi piace a livello estetico. Non mi piace a livello estetico, come non mi piace come funzionalità, perché è vero che abbiamo una protezione dai colpi, però anche è vero che qua potrebbe entrare una punta e arrivare dietro. Quindi personalmente almeno per quanto riguarda questo modello americano mi sento di bocciarlo. Bisogna notare che il materiale con cui hanno realizzato la protezione è un materiale sintetico. Non so la natura di questo materiale, comunque potete vedere che è trasparente, decisamente spesso, è vero, è composto da due strati in realtà dello stesso materiale, però insomma non vale certo il costo dell'oggetto, né insomma né in termini di protezione né in quanto vestibilità. Un altro pezzo che vi voglio proporre è la protezione Trinity della Spes. Questa protezione, a differenza degli altri due modelli, è totalmente integrale. Come potete vedere avete una copertura che va dalla base del collo, insomma nella zona delle clavicole, copre interamente la maschera. Dietro invece assomiglia più a una maschera da kendo, con invece che il sistema diciamo a coda di gambero, qui abbiamo un sistema a sezioni, diverse sezioni tra loro insomma sfasate, che permettono a questa parte di flettere. Abbiamo poi questa chiusura in velcro che permette di regolare più o meno quanto vogliamo stringere la protezione, e insomma il sistema sembra funzionare. Per montarlo semplicemente si passa il tutto attraverso il cappuccio, si mette in pochi secondi, dura abbastanza a lungo. Una cosa che non mi piace particolarmente è che risulta meno, come dire, meno calzante rispetto ad altri modelli, anche perché vi è qua un vuoto entro cui deve passare la mesh della maschera, e che non in tutte le maschere apparentemente è uguale. Esistono maschere più o meno grandi e quindi non in tutte calza allo stesso modo. In generale la protezione sembra molto, come dire, molto performante. Abbiamo qui la parte frontale che è irrobustita da due placche triangolari a cui si sostituisce la semplice imbottitura. Come potete vedere, il punto di forza di questa maschera è che è interamente coperta anche sui lati. Il retro sulla nuca è molto esteso, arriva a coprire praticamente quasi la zona delle spalle. Potete vedere quanto riesce ad arrivare in basso, come siano protette le scapole, in generale comunque il livello di protezione della maschera. È anche vero, d'altro canto, che un tipo di protezione così è molto più ingombrante. Personalmente mi piace il livello di protezione che abbiamo sul retro, mi piace di meno il peso sul capo, perché ovviamente essendo così distante dalla scatola cranica il peso risulta più gravoso sui muscoli del collo. L'altra cosa negativa a mio parere è che se dovesse arrivare la punta della spada avversaria su questo tipo di bordino, la lama viene catturata più facilmente, e ben sapete, se siete praticanti di EMA, quanto spesso capiti che scivolando sulla mesh la spada invece che andare a vuoto magari si infila proprio sotto questa cosa, e oltre che chiaramente dimostrare che il volto è stato toccato, quasi sfiorato, in realtà qua viene dimostrato chiaramente che c'è stato un contatto, quindi un punto, e soprattutto la cosa peggiore è che il collo viene spinto violentemente all'indietro in una situazione in cui
ipoteticamente parlando magari non sarebbe successo niente. Ovviamente si tratta di un compromesso tra due differenti sistemi. Bisogna accettare di subire dei colpi anche in testa, che è la cosa peggiore da poter pensare, e l'altro è quello di pensare di essere protetti, però anche magari ricevere delle punte che arrivano a spingerci violentemente il volto, il che ha ovviamente ripercussioni sui muscoli del collo e sulle vertebre cervicali. Una cosa che ad esempio non succede con il modello che vi ho illustrato prima è che sinceramente tra i tre, per semplicità della realizzazione, costo minore e livello di protezione, mi sento di premiare tra questi tre modelli. Per le protezioni del casco è tutto. Ci rivediamo su questo canale per altri consigli, informazioni e altri video sulla scherma storica, la rievocazione e l'archeologia sperimentale. Un caro saluto e ciao!